Si continua con tanta bella musica partenopea. Intanto la prossima la voglio dedicare interamente per l'amico Antoine. Siende. E come viene a dire? Antoine, tutta per te, eh? Lo voglio organizzare. Antoine, ascolta. Sempre nell'ambito dell'amicizia, dello scherzo, Antoine? Però io vorrei sapere una cosa, Antoine. Ma subito ti sai, oppure più o meno ci vuole tempo? Sì o no? Antoine, che teneva? Diceva il presidente, si può dire presidente, tanto è in doppio senso, lo posso dire? Sì, intanto io lo dico. Gabbia aperta e uccello morto. Fabrizio Ferri, ma che te ne vedi belli in tua canzone? Eppure per Salvatore Bomber, questa canzone ci messaggiava prima, ciao Sassi. Ma poi la cosa bella è che in Antoine prende pure i flash. Vai, sta fu fotografo. L'abbiamo sfruttata a volo sta occasione. Da parte di un'anonima interamente al nostro presidente. Ma che te ne vedi belli in tua canzone? C'ha tutto il presidente, è perfetto. Oh no, presidente? Stai pensando? Ah, sta pensando, ci ho trovato di Salvatore Bomber. Diceva Salvatore Bomber, lui ha tutto morto. Auguri. Da parte di un'anonima per l'amico Gianluca Picardi, che te ne vedi belli in tua canzone? Fabrizio Ferri, ragazzi, questa è sempre Radio Onda Verde. Sì, l'amico Antoine diceva io ho tutto, è tutto vivo, diciamo tutto. Antoine, diciamo tutto, non proprio tutto, perché il presidente me gli ha dato la conferma. Giusto, presidente? Fai lo scherzo, Se ci fa sera Antoine, ti dico cosa che sta, anzi prende qualche coppa, me la lancia.
mi diceva se l'amico Salvatore Bomber, sempre nell'ambito dello scherzo, è tutto morto, perché poi è risuscitato, il presidente. Sei grande Miki, ti voglio bene, grazie 782. La voce è quella di Fabrizio Ferri con Ma che te ne vai belli in tua canzone. Tanto ci arrivava un messaggio, tesoro, sono Antonella D'Angri, mi fai ascoltare Clemi quanto ti amo, dedicata interamente a te e saluto Federica e Maria, baci, ti voglio bene. Grazie Antonella, io ricambio, eccola qua, tutta per te, Clemi con quanto ti amo. Bacio per tutte le amiche della Sartoria, ciao ragazze.